L'intervallo di tempo tra giovedì e questo lunedì, questa settimana ci è sembrato lunghissimo, cioè l'intervallo tra una tu per tu Instagram di Gol Sicilia e l'altro. Ragazzi, abbiamo chiuso settimana scorsa con Peppe Mascara, ripartiamo con un altro grande attaccante. Un attaccante che ha toccato vertici del calcio siciliano e anche nazionale e adesso gioca qui in Sicilia nella nostra Serie D. Intanto saluto Alfio Chiavaro, ciao Alfio. Mi sa che quest'estate niente beach football, no? Allora vediamo intanto se c'è il nostro ospite di oggi in linea, che l'ospite di oggi dovrebbe essere l'attaccante Pietro Balistreri. No, non c'è ancora. Alfio, che ne dici? Si gioca a beach questa settimana? Intanto ecco che vedo il nostro Balistreri collegato. Aspetta che lo invitiamo ad entrare in diretta. L'invito per entrare in diretta dovresti subito accettare e venire qua online con noi. Ragazzi, con il nostro Balistreri parleremo di tanto altro. Ecco, intanto ciao Pietro. Ciao Vittorio, ciao. Ciao, Allora, come stai? metti il telefono in orizzontale, altrimenti ti vediamo piegato. Sì, un attimo. Perfetto. Vediamo se ci riesco. Così mi vedi? Ti vedo benissimo, vedo il tuo ciuffo anche, bello lungo. Sì. Diciamo, senza parrucchiere è dura, si fa fatica. Non lo dire a me. Comunque stavo salutando Alfio Chiavaro, mi ha detto che aspetta novità dalla LND per il beach football, diciamo, per il beach soccer. Invece salutiamo anche Mister Pagana, ciao Mister. Pietro, ti fanno subito delle domande, già sono partite le domande per te, però arriviamoci per grado. Allora, ho visto la tua foto su Facebook, e ci siamo anche sentiti, mi hai detto che in ogni caso ti stai allenando alla grande per ora, vero? Sì, mi sto allenando da quando è scoppiata la pandemia, ma già da prima. Mi sto allenando tutti i giorni, diciamo che il giorno libero me lo lascio la domenica, mi alleno tutti i giorni dal lunedì al sabato per poi staccare soltanto la domenica e magari godermi la famiglia in questo momento, anche se ti devo dire che è dura senza calcio, perché adesso sono passati 2 mesi e quindi per noi che facciamo di questa professione il nostro lavoro, quindi è dura. Facciamo promozione anche a un'attività che riapre oggi, anche se soltanto con le consegne a domicilio, i bar. Mi sa che a Palermo devi stare attento con la linea tra cannoli, cassate, arancine, roba varia. Sì, diciamo che stando a casa non è semplice, però logicamente, come ti dicevo prima, così entriamo magari un po' negli argomenti. Quando se come noi i giocatori che fanno la Serie D oppure la Lega Pro, si cerca di seguire un regime alimentare, anche se non è facile, è semplice, però logicamente questo è il nostro lavoro e quindi è giusto che magari fare qualche sgarro, sì, però mantenere sempre un profilo professionale, perché il nostro corpo è la nostra macchina, quindi. Quindi professionisti anche tra i tanto bistrattati dilettanti, che non li cura nessuno questi dilettanti, via. Sì, allora, innanzitutto ci tengo a precisare che adesso io faccio parte dei capitani, l'AIC sta cercando di tutelarci e di fare qualcosa. Logicamente quando c'è una pandemia del genere, che è una cosa mai vista, intanto mi tocca dire che i veri eroi sono i dottori, quelli schierati in prima linea. Poi logicamente se dobbiamo parlare, noi facciamo calcio e dobbiamo parlare di calcio perché appunto è il nostro lavoro. Per quanto riguarda questa categoria, la pandemia ha fatto emergere tutti i problemi che ci sono. Se parliamo a livello dilettantistico, i problemi c'erano anche da prima, solo che prima si cercava di insabbiarli, adesso la pandemia li ha fatti venire tutti fuori e quindi noi capitani rappresentanti di ogni girone abbiamo fatto delle conferenze dove abbiamo manifestato i problemi che ci sono sia in Serie D ma anche in eccellenza e quindi si deve cercare di fare delle nuove riforme, perché la Serie D non può andare avanti così, perché poi ci sono purtroppo delle società che si comportano male, non fanno gli uomini, e se un ragazzo a 1000 chilometri deve stare a 1000 chilometri da casa e su 10 rimborsi gliene vengono dati 2, 3, non è giusto, non mi sembra giusto, perché in Serie D è il professionismo, non è Serie D. Serie D dilettanti c'è lo status,
io ho fatto per 11 anni professionisti in piazze importanti, ma la Serie D è un gradino sotto la Lega Pro, ma come tutele i calciatori sono 100 gradini sotto. Noi facciamo 6 allenamenti a settimana, noi la domenica giochiamo, abbiamo il giorno di riposo è soltanto il lunedì. Noi facciamo trasferte di 1000 chilometri, quindi abbiamo dei contratti che praticamente è vero che c'è gente che guadagna poco, ma c'è anche gente che vive con questi soldi, sia chi guadagna 1000 euro, chi 500, o chi ha la possibilità di guadagnarne 3000. E per quello che ha fatto l'AIC in questi anni, adesso c'è anche il contratto in Serie D, che si possono fare i contratti fino a 4 anni. Quindi ci sono pure dei contratti che un ragazzo va a prendere 30.000 euro, va a prendere 50.000 euro se fa un biennale, quindi sono dei contratti importanti. Però l'unica cosa è che non c'è una sorta di la tutela dove manca è che se tu per prendere quei soldi, se la società è inadempiente nell'anno stesso, tu puoi fare rivertenza a fine anno, perché fare vertenza durante la stagione mi sembra ovvio che nessuno la fa, perché se no viene messo fuori rosa, se no sei un mercenario e non va bene. Quindi ci devono essere, secondo me, questo è il momento di fermarsi, ognuno con la sua lega, ognuno con le sue competenze, e di rimettere in carreggiata la situazione, perché se si deve ripartire il prossimo anno con gli stessi problemi di quest'anno, è meglio non ripartire, perché ci saranno ancora di più società inadempienti. Io sento dire, è giusto che le società vengono aiutate, devono essere aiutate, però io faccio un esempio, perché fra noi calciatori adesso si parla con tutti i gironi, chi ha conoscenze anche in Lega Pro, chi in Serie B. Io parlo per la Serie D per quanto riguarda la categoria Serie D. Prima della pandemia c'erano società inadempienti che avevano pagato il mese di ottobre ed eravamo al 1 marzo. Quindi almeno che queste società per l'iscrizione del prossimo anno che si mettessero in regola per il mese di febbraio, così si potrebbero iscrivere. Poi per quanto riguarda questi 3 stipendi, io penso che noi calciatori, quando dice l'AIC, perché ci deve rimettere solamente il calciatore? Noi calciatori siamo anche persone intelligenti. Se io sono stato in una società dove mi ha fatto stare bene, se io ho un presidente che mi ha fatto vivere bene, io penso che da adulti e vaccinati ci si siede, mancano 3 mesi, se la pandemia non è colpa né dei calciatori né dei presidenti, ci si siede e si trova un accordo. Se il calciatore su 3 stipendi ne deve lasciare uno e mezzo, oppure magari ci sarà un sostegno anche da parte dell'AIC, magari uno stipendio lo darà anche la Lega, non ci sono problemi, non si discutono i 3 stipendi, però non è giusto che tutti i 3 stipendi li debba perdere il calciatore. Soprattutto in Serie D, che non si guadagnano queste cifre folli che ci stanno in Serie A, perché la Serie A è Serie A. E soprattutto in una piazza come quella di Marsala, in cui i problemi, diciamo, li sappiamo tutti, sono risaputi. Io leggevo proprio stamattina un'intervista che ha rilasciato ieri il presidente Licausi, che diceva che loro ripartiranno dalla Serie D, loro come Marsala intendo ripartiranno dalla Serie D con nuovi imprenditori. Però io ho visto anche il post del rappresentante dell'AIC regionale Antonio Trovato, che diceva, diciamo, la società Marsala rilascia ancora interviste, però i calciatori non percepiscono incarichi da prima di novembre. Allora, guarda Vittorio, questa è una domanda. Allora, ascolta. No, ti dico, io pure a livello personale, io sono il capitano, sono stato il capitano del Marsala e sono il primo che ci mette sempre la faccia e ci ha messo la faccia anche a discapito mio, nel senso, perché è giusto che si faccia chiarezza. Io non parlo da 4 mesi, io prima della pandemia ero fuori rosa, mi sono ritrovato fuori rosa il 1 febbraio a mercato chiuso sia di Serie D che di Lega Pro, dopo 1 anno e mezzo che avevo dato l'anima per il Marsala, e il motivo non ce ne stanno. Il motivo è perché non... Tante offerte che avevi rifiutato, sia la società che tu avevate rifiutato le offerte perché continuasse questa, diciamo, unione tra te e il Marsala. Allora, siamo arrivati che ci siamo seduti a dicembre. Io
mi era stato detto che la squadra, la società non doveva avere i problemi dell'anno prima. Quindi che sì, c'era qualche ritardo, ci sarebbe stato qualche ritardo, però si sarebbe chiusa la stagione in una maniera ottima, ideale. Invece tutto quello che mi è stato detto nel giro di 20 giorni non è successo. Ma mi dispiace soprattutto per quello che si era creato e per quello che avevo dato, ma mi dispiace soprattutto per quei ragazzi che non se ne sono andati a dicembre. Però io voglio dire una cosa, perché a me non piace sputare nel piatto dove ho mangiato, ci mancherebbe. Però io voglio dire una cosa, se a dicembre tu non puoi mantenere un calciatore, se tu non puoi mantenere dei giocatori, ci si stringe la mano e fai andare il calciatore a guadagnare i soldi da un'altra parte. Se tu invece tieni il calciatore, io avevo richieste da tutte le squadre di Serie D a vincere, io avevo una richiesta a gennaio di una squadra di Lega Pro, a me non mi hanno fatto andare via, appena si è chiuso il mercato sono stato messo fuori rosa e mi sono ritrovato da una parte che non sapevo il motivo, ma io il motivo poi l'ho capito, non sapevo il motivo. Presidenti che mi dicevano che era stato l'allenatore mi diceva che erano stati i presidenti. Quindi mi sono ritrovato in una situazione surreale. Io nonostante ciò sono stato in silenzio per il rispetto dei tifosi e della squadra. Sono stato in silenzio in quel mese, non ho contattato alcuni miei compagni perché io sto facendo chiarezza per rispetto della piazza di Marsala, dei tifosi di Marsala, per i tifosi marsalesi, quelli veri, quelli che mi hanno accolto sempre bene, e lo sto facendo per loro e per rispetto dei miei compagni, perché sono stati anche accusati i miei compagni che si è detto che io avessi fatto qualcosa nello spogliatoio. I miei compagni non... Anche Maiko Candiano che ci segue, quindi ci sta ascoltando anche lui, che è uno, diciamo, dei rappresentativi dello spogliatoio. Sì, perché purtroppo lì a Marsala, anzi saluto chi c'è in diretta, io non sono abituato a fare dirette Instagram, questa è la mia prima diretta Instagram, quindi non sono abituato, quindi saluto tutti. Ti ringraziamo di aver scelto Gol Sicilia. Saluto tutti. Come stavo dicendo, la cosa che mi è dispiaciuta di più è che si è potuto insinuare una cosa del genere, ma i ragazzi non potevano fare nulla perché era anche una squadra poco esperta, che avevano anche loro paura che se viene messo il capitano fuori rosa senza una motivazione, che era il vice capocannoniere del campionato, che aveva 9 gol, il capocannoniere aveva 10, che aveva rifiutato tutto e tutti e aveva dato dimostrazione di attaccamento alla maglia, ma non con le chiacchiere, perché c'è gente che fa le chiacchiere. Io ho fatto i fatti, io ho fatto gol a Palermo nella mia città, nel mio stadio, sono andato sotto la curva dei marsalesi perché io in quell'anno e mezzo ho dato l'anima, il Marsala mi aveva dato tanto, loro mi avevano dato tanto e c'era stato ed era giusto esultare per loro perché sono venuti in tanti a Palermo. Quindi io ho fatto i fatti, io ho rifiutato le squadre sia ad agosto, io ho dato credibilità anche alla società. Poi nonostante ciò, dopo un mese io dovevo rientrare. Questo c'è da dirlo. Cioè, dopo città si è vista con l'acqua alla gola, hanno capito che comunque Pietro Balistrelli là davanti gli avrebbe dato una mano per la salvezza. Questo dovrebbero rispondere anche loro. Ma basta guardare le interviste che nella mia situazione c'è stata confusione. Nella mia situazione c'è stata perché quando un presidente, uno della società, dichiara che era stata colpa dell'allenatore a tutta la stampa, ha fatto anche le interviste a voi, il mister non si è mai esposto. Io, da parte mia, con il mister non ho avuto mai nessun problema. Poi se gli altri hanno avuto dei problemi con me e io non lo sapevo, questo non è colpa mia. Io però posso camminare a testa alta e in questi 14 anni di una piccola carriera che ho fatto c'ho una certa credibilità, ma sto parlando per il bene. Io spero che questa società, dagli errori che ha fatto quest'anno, rimedi per il prossimo anno, perché qua non si parla di stipendi o di rimborsi, se siamo 6 o 5 rimborsi indietro, qua si parla a livello umano, che è la cosa più importante, perché i calciatori, i presidenti, i dirigenti, gli allenatori passano, ma gli uomini restano, e questa è la cosa più importante nel nostro mondo. Tutto qui, ma senza nessuna polemica. E se ho detto queste cose è la prima volta che mi espongo, perché io sono stato 4 mesi in silenzio e ne ho sentite di cotte e di crude, e nonostante ciò ci fosse stata questa pandemia, ancora questi giocatori, nessuno ha rilasciato un'intervista, nessuno, non ha mai parlato,
non ha mai attaccato la società, e la società rilascia interviste e noi a 2 mesi che non siamo contattati dalla società per dire come stiamo. Lascia stare il mio discorso, perché finché io sono abituato così, io ero il capitano, preferisco andare a casa io che vanno a casa 4-5 miei compagni a mercato chiuso. E poi in uno spogliatoio, quando si dice, scusami se sto parlando di calcio, nel senso, lo spogliatoio si dice che è sacro, Vittorio. Perché lo spogliatoio è sacro? Perché lo spogliatoio è l'anima del calcio, è l'essenza del calcio. Quando viene toccato lo spogliatoio è una cosa sbagliatissima. Se un mio compagno si comporta male, sono il primo io a dire, messo la prima volta da parte, cosa stai facendo. Ma se c'è un gruppo che nonostante ciò si stava in silenzio, dava il massimo dal martedì alla domenica, poi i risultati sono figli di tantissime cose, nonostante ciò ci fossero problemi in società, anche fra la società stessa, ma detto da loro, da interviste che hanno rilasciato loro, cioè non è che me li sto inventando io non sto dicendo niente. Sono risapute, diciamo, le due contrapposizioni tra la parte palermitana e la parte mastarese. Quindi è questa la situazione. Io non posso andare contro il mio compagno, io contro il mio compagno non ci vado. Io preferisco che me ne mandano a casa a me, che devono mandare 4-5 ragazzi a 1000 km, perché per errori fatti nel mercato di dicembre, per errori fatti, cioè così il calcio. Perché? Perché ci sono le regole che lo permettono. Tutto qui. E poi è giusto, ho fatto questa esternazione soprattutto per la città di Marsala, perché sinceramente non me lo meritavo né io né la piazza di Marsala, perché noi ricordiamoci che l'anno scorso abbiamo fatto una finale playoff, anche con difficoltà che abbiamo avuto anche l'anno scorso, quindi quest'anno facendo una squadra giovane si pensava che queste problematiche non ci fossero, o almeno se a dicembre eravamo arrivati in una certa posizione a dire ragazzi dobbiamo limitare, vai in sala stampa e dici Balistreri non lo possiamo tenere, magari spendi pure un po' meno e prendi un giocatore anche più forte, anche più funzionale, niente, sì, così è fare calcio. Non è che per fare calcio ci vuole chissà che. Che tra l'altro sulle offerte che ti sono arrivate a dicembre adesso in tanti ci chiedono se è vero che un paio di squadre siciliane ti hanno chiamato per, diciamo, per prenderti per il finale di stagione. Ci parlano di Licata, AC Reale e ACR Messina. Confermi questi contatti? No, ne confermo sinceramente 2. Sì, AC Reale, che secondo me è una delle società che ha fatto meglio, si è mossa meglio, c'è gente competente di calcio, hanno un grande direttore alla prima esperienza, un grande allenatore, avevano ed erano partiti con 80.000 euro di vertenze che hanno chiuso, e la Cireale diciamo che è stato diciamo quella che ha avuto più danni è stata la Cireale, perché la Cireale doveva incontrare il Palermo in casa, avrebbe fatto un 50.000 euro di incasso, quindi anche Savoia avrebbe permesso di mettersi in regola anche per quest'anno. Sì, ho avuto parecchi contatti sia con la Cireale all'inizio proprio del mercato e sia anche con l'ACR Messina. No, in Sicilia un po' tutte anche, poi anche fuori, però io ho sempre dato la priorità al Marsala. Ho dato sempre la disponibilità, nonostante ciò mi avevano chiamato squadre che puntavano a vincere, che poteva essere il Legnano che sta a 4 punti dalla Pro Sesto, o poteva essere una squadra di Lega Pro, e in Sicilia diciamo che mi hanno chiamato tutte, sì, la maggior parte sì. E il Palermo? C'è stato un po' col Palermo? No, ma diciamo che col Palermo contatto con dirigenti veri e propri no, ci sono stati dei contatti indiretti, magari pure sai con qualche calciatore che io vivendo anche a Palermo il lunedì, parlando con qualcuno di loro, mi ha detto ci potresti dare una grande mano. Io penso che il Palermo magari se aveva bisogno di un'altra prima punta, può essere che un pensiero lo poteva fare, dato che avevo fatto 9 gol in quell'istante. Quello Vabbè, sì. lo potrà fare per l'anno prossimo in Serie C.
No, vabbè, diciamo che Ermitani, visto che comunque c'è il presidente Mirti che sta restaurando un po', diciamo, l'epoca dello zio Renzo Barbera, che mettiamo da parte il fatto che Zamparini, non so se hai letto di recente, mi pare che l'abbia dichiarato o Giovanni Tedesco o Accardi, che comunque Zamparini non voleva più i palermitani, mentre con Mirri torna un po' quell'era dei picciotti. Quindi magari, perché no? Balistreri, Palermitano, attaccante no, del... No, no, questo non lo devo dire io. Allora, innanzitutto si deve fare i complimenti al Palermo perché è ripartito da zero e penso che non hanno sbagliato niente. Non hanno sbagliato niente ed è difficilissimo in una piazza di 1 milione di abitanti, perché la Serie D poi sì, è il Palermo, deve vincere, ma non è detto. Vincere è sempre difficile. Io penso che sia i direttori, ma anche l'allenatore, che è stato abbastanza criticato, ha fatto un grande lavoro. La società ha fatto un grande lavoro. Ecco, io penso che nel calcio la cosa più importante sia la società. La società è la cosa più importante. Miri secondo me sta facendo il presidente alla prima esperienza, lo sta facendo abbastanza bene perché ognuno là c'ha il suo ruolo. Il presidente fa il presidente, il direttore generale fa il direttore generale, il direttore sportivo. Sono una squadra, ognuno ha il suo compito, ognuno ha le sue competenze e nessuno invade il campo di un altro. E così si ottengono i risultati. Poi è normale, per me sarebbe stato quest'anno il sogno, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Io avrei lasciato solamente Marsala, infatti, ma l'ho fatto soltanto per Palermo. Sono sincero e non sono un ipocrita. Però io spero che il Palermo giustamente merita di vincere il campionato e il prossimo anno spero che faccia una squadra importante in Lega Pro, che il Palermo possa ritornare nelle categorie dove merita, perché già è stato un oltraggio mettere il Palermo in Serie D. Secondo me già doveva ripartire dalla Lega Pro, perché se gli chiede a una società 1 milione di euro per partecipare alla Serie D, secondo me non è una cosa corretta. Che tra l'altro lo diceva anche il DG della Cereale Fasone, non so se hai letto stamattina su Gol Sicilia, che diceva che una big come è stato l'anno scorso il Bari, come stanno quest'anno il Palermo per la Serie D, diciamo è un danno anche un po' per tutti, perché qualcuno magari a novembre già smette di sognare, smette di giocare. Che ne pensi tu? Sì, c'ha pienamente ragione, perché ma pure non esiste la cosa brutta in Serie D che vince soltanto la prima e i playoff non contano niente. Appunto per questo ci deve essere una riforma, perché se tu permetti di fare i playoff permetti dalla seconda alla quinta giocarti il campionato, anche a dicembre non ci sono squadre che smantellano, anzi ci provano tutte. E c'è da dire che il Savoia, dobbiamo dare merito al Savoia, meno male che c'era il Savoia, perché sennò il campionato già sarebbe finito a novembre in questo girone qui. Penso che il Savoia ha fatto un grande campionato. Io penso che il Savoia ha grossi margini di possibilità di fare il prossimo anno la Lega Pro con un ripescaggio. A proposito, che ne pensi del blocco dei ripescaggi? Come si vocifera che si possa fare dalla D alla C? Sarebbe un tappare le ali a molte piazze che comunque sono prestigiose e comunque si stanno organizzando. Mi viene in mente l'FC Messina. Sì, un'altra piazza che è un'altra società top quest'anno che ha fatto i fatti, che hanno fatto bene. No, io penso che appunto sia dalla Lega Pro che dalla Serie D ci devono essere delle riforme. Io penso che le società importanti con blasone devono fare la Lega Pro, il prossimo anno devono fare, dato che si dice, perché poi diciamocelo, si dice che ci sono tantissimi problemi, si dice che falliranno tante squadre. Poi voglio vedere quante squadre falliscono. Perché ti faccio un altro esempio. Si dice che ci sono dei problemi, ma le squadre di Serie D penso che stanno risparmiando. Perché se si continuava il campionato dovevano affrontare 2 mesi, dovevano pagare qualche stipendio, dovevano pagare 40.000 euro di trasferte. Io penso che stanno risparmiando dei soldi per il prossimo anno. Io penso che il prossimo anno è vero che ci saranno dei grossi problemi, magari ci saranno degli ingaggi inferiori, ma pur sì che si faccia qualche ingaggio inferiore, ma venga rispettato. Ma una piazza come Foggia, vi faccio un esempio, come può essere Foggia, che ha speso sia ad agosto sia a dicembre ed è a un punto dal Bitonto con lo scontro diretto che doveva giocarsi in casa, si merita di essere ripescata, perché se no là vai a falsare, perché là il campionato è aperto, così come può essere la lotta fra Lucchese e Prato nel girone A, così come può essere la lotta in un altro girone fra il Monterosi
è il Grosseto. È giusto che le squadre che abbiano, le società virtuose che si possono permettere di fare la Lega Pro, dato che falliranno tante, che in Serie C ci sono delle società in difficoltà, è giusto che queste società siano promosse, siano ripescate. Intanto Luca ci chiede cosa riformeresti nella Serie D, cioè cosa cambieresti nel campionato di Serie D per così, per come adesso. Io ti aggiungo se invece ti piace, ti stuzzica l'idea della Serie D siciliana, tutta siciliana. Ma io penso che innanzitutto la prima riforma che farei è che le società il prossimo anno, le società che hanno finito questo campionato devono aver pagato almeno fino a febbraio. Prima riforma. Seconda riforma, che quando parte il campionato, si finisce il campionato, per iscriversi all'anno successivo devi avere firmato la liberatoria di tutti i calciatori, se no non ti puoi iscrivere al prossimo campionato. Così una società, prima di fare il passo più lungo di una gamba, ci pensa non una volta, 100 volte. Così si dà credibilità al sistema. Poi per quanto riguarda tutto la Serie D siciliana, ma c'ho dei dubbi. Se si fanno queste riforme, sì. Però se non si fanno queste riforme, io penso che... Io ho giocato sempre fuori, no? Ho giocato tantissimi anni fuori, 12 anni fuori. E vedo che in Sicilia ci sono tante società che hanno problemi, che fanno 2 o 3 mesi e poi spariscono. Io penso, anche se ma ne parlano i fatti, basta pensare che le squadre siciliane non ce n'è una in Serie A. Quindi il calcio siciliano c'ha dei problemi, perché se tutte le 3 squadre, Palermo, Catania e Messina, nessuna delle 3 sta in B, e l'unica squadra siciliana è il Trapani che sta in B e ha dei problemi noti a tutti, qualche problema ci sarà nel sistema. Quindi io sono per le squadre siciliane, perché sono palermitano e sono siciliano. Io sono per quelle società però che sono virtuose, che rispettano gli impegni e che non lo prendono come dopolavoro. Non è dopolavoro, parliamoci chiaro, il calcio è una cosa seria. Io mi vado a divertire, lo sai quando mi diverto a giocare a calcio? Quando gioco a calcetto. Quando faccio la partita d'estate con gli amici. Ma il calcio è una cosa seria, non è calcio, anche in Serie D è una cosa seria, già diventa, c'è gente che ci campa anche in eccellenza, ci sono dei giocatori che ci campano anche in eccellenza, perché non è perché io faccio parte della Serie D o ho fatto parte della Serie C, stiamo cercando, ecco, tramite l'EC, di tutelare anche i giocatori di eccellenza, di mettere un contratto per i giocatori di eccellenza, perché è giusto. È giusto. Io sono anche però se c'è meno visibilità, perché già noi siamo in un'isola, far vedere qualche giovane è molto più difficile, quindi io penso che se si devono ridurre i costi, magari anche sì, perché si riducono i costi, magari arrivare fino alla Calabria, però poi non fai vedere i tuoi prodotti fuori, quindi già noi siamo abbastanza lontani dal calcio che conta, che purtroppo, dobbiamo dirlo, è più al nord che al sud. E quindi diciamo che è una cosa da vedere. Diciamo, io se ho potenzialità 10 faccio un campionato di eccellenza e faccio un campionato regionale. Se ho potenzialità 20, allora posso permettermi di fare una Serie D, altrimenti potremmo fare anche, cioè potremmo chiamare l'eccellenza Serie A e avremo una Serie A tutta italiana. Non so se mi sono spiegato il mio concetto. Cioè, chi ha la potenza chi ha la potenzialità economica per fare un'eccellenza si fa il campionato regionale. Chi dovesse avere potenzialità in più si fa la Serie D, che ricordiamo è un campionato nazionale, quindi non puoi giocare soltanto con le siciliane. Io non lo so, a me sinceramente non mi convince questa idea. Comunque, per cambiare discorso, il nostro Luco, sempre per quanto riguarda l'eccellenza, ci chiede se faresti soltanto un girone anziché 2. Ma io sinceramente non sono molto... Non so tanto, quando non so tanto bene le cose mi viene difficile ad esprimermi. Cioè io penso che forse un unico girone sarebbe più corretto, magari ci sono società più virtuose, si riesce a fare più selezione. Poi su questa domanda magari non so rispondere. Ho chiesto 2 volte invece cosa ne pensi dell'Icata come società e come piazza. So che c'è andato un tuo grande amico che è Manfred, con cui giocavate insieme l'anno scorso a Marsala, è andato a dicembre proprio lì all'Icata. Cosa ne pensi di questo progetto di Massimiliano?
Ma tutti ne parlano bene, hanno fatto bene, hanno fatto i fatti, hanno tenuto un'ossatura dell'anno precedente, hanno inserito qualche giocatore di categoria e quindi secondo me sull'ali dell'entusiasmo dell'anno precedente hanno fatto abbastanza bene. Penso che non hanno fatto nemmeno neanche il passo più lungo della gamba e adesso secondo me, dato che hanno fatto un ottimo lavoro, hanno gettato le basi, il prossimo anno secondo me potrebbero, dato l'esperienza di quest'anno, potrebbero magari puntare a qualcosa di migliore. Hanno grandi Penso che attacchi tra Manfred, Cannavò, Convitto, Adeyemo, cioè tanta roba. io sinceramente ti devo dire la verità, ma non per... Io non li conoscevo, ma davanti mi hanno fatto una buona impressione, sia Cannavò, ma anche soprattutto Convitto. Convitto non lo conoscevo come calciatore, ma mi ha veramente impressionato. È uno che ha il passo breve, salta l'uomo, ti crea superiorità numerica che in questa categoria è molto importante. Poi penso a Manfred, logicamente è un giocatore forte, magari ha avuto meno spazio perché è andato in una squadra che già l'attacco era abbastanza definito, ma anche lui penso che in alcune partite ha dato il suo contributo e secondo me nel finale di stagione avrebbe fatto bene, avrebbe fatto vedere le sue qualità come le ha fatte vedere a Marsala. Pietro, facciamo un passo indietro nella tua carriera. Ci racconti il tuo esordio in Serie A e le emozioni che hai provato quel giorno con la maglia del Palermo? Ma diciamo, diciamo che quando si vivono quei momenti non riesci a goderteli, no? Per me mi sembrava tutto normale perché io avevo fatto tutta la trafila nel Palermo fino a dei giovanissimi, fino alla primavera e poi già ero inserito in prima squadra. Il ricordo più bello che era stato il primo Palermo che ha fatto sognare di nuovo l'intera città, quelli della promozione dalla B alla A, il primo anno di A che si fa il quinto posto e quindi un giovane palermitano come me stare a contatto con dei campioni del mondo, Grosso, Zaccardo, Barone, Barzagli, poi gente di spessore come Corini, Toni in attacco, avere la possibilità di stare in un gruppo come loro, perché mi sono allenato per 9 mesi con loro e mi ha fatto crescere moltissimo ed ecco, più sali di livello, trovi gente umile, cioè ho avuto la possibilità di allenarmi con i campioni del mondo ed erano di un'umiltà incredibile, ti aiutavano sempre, i giovani le aiutavano sempre e io ho fatto l'esordio contro il Siena a Siena con la neve e poi giocai in casa con l'Udinese. In casa mi sono emozionato perché c'era pure tra l'altro mio fratello che faceva il raccattapalle. Quella è la mia immagine del ricordo al Palermo, che quando mi riscaldavo, che dovevo entrare, c'era mio fratello che faceva il raccattapalle, quindi è stata una bella emozione. E niente, poi ho fatto anche le sorti in Coppa Italia col Milan che ha vinto la Champions, io sono anche un po' tifoso milanista, quindi diciamo che è stata una bella esperienza. C'è qualche aneddoto di spogliatoio che ti porti dentro, qualche episodio particolare che ci vuoi raccontare di quell'anno lì? Ma sì, ma uno con Fabio Grosso, perché appunto io mi allenavo con loro, avevo fatto l'esordio e una sera mi chiamarono, sia lui, Zaccardo e Barone, che erano quelli che scherzavano di più nello spogliatoio, mi hanno fatto uno scherzo che era un giornalista che mi voleva intervistare, mi faceva delle domande chi era il più simpatico nello spogliatoio, chi era il più triste. Ed era Fabio Grosso che mi faceva tutte queste domande per mettermi in difficoltà e poi a un certo punto io rispondevo bene e lui mi ha detto vabbè Pieri domani ti faccio entrare di nuovo nello spogliatoio perché hai risposto bene e ti sei comportato bene. Questo è l'aneddoto per farti capire che più sali, più incontri delle persone a livello umano splendide e non per questo sono dei campioni. Poi hai fatto tanta carriera in Serie C, tu praticamente hai giocato tantissimi anni in Serie C, hai girato un po' tutto il centro Italia, cioè sei stato nel Lazio, sei stato in Molise, sei stato in Puglia, in Umbria col Perugia, insomma hai vestito maglie importanti e hai fatto esperienze importanti. Sì, diciamo che nella mia piccola carriera ho avuto la fortuna di giocare la mia carriera è stata costellata di giocare in
piazze importanti. Qua in Umbria ho giocato sia Perugia, Gubbio, Terni. Perugia ci ho vinto un campionato con Giampiero Clemente, che è uno dei giocatori più forti con cui ho giocato, secondo me uno dei giocatori più forti degli ultimi 20 anni del calcio palermitano, e secondo me doveva fare una carriera molto diversa da quello che ha fatto, anche se si è tolto grandi soddisfazioni anche lui, ma secondo me era un giocatore che poteva fare benissimo la Serie A. Nel calcio di adesso ce ne sono pochi. Poi ho avuto la fortuna di giocare a Reggio Calabria, nella Regina, ho fatto il gol salvezza contro il Messina, ho avuto la fortuna di giocare a Pisa, ho avuto la fortuna di giocare a Taranto. A Taranto ci ho giocato in Serie D e in Lega Pro, e penso che sia una delle piazze fantastiche, che non riesco a capire come fa da tanti anni fa la Serie D, una piazza che ti porta 15.000 persone allo stadio in Serie D, però là c'è tantissima pressione, dato che non si vince da tanto tempo, c'è tanta pressione, e quindi ogni anno è sempre difficile. Poi sono in un girone pugliese, quello acqua, che è il più difficile della Serie D, però diciamo che nella mia carriera un po' di piccole soddisfazioni me le sono tolte. Ho avuto la possibilità appunto di conoscere tante persone e tante tifoserie importanti. Io penso che giocare a Taranto, giocare a Terni, giocare a Perugia, vincere un campionato a Perugia equivale alla mia Serie A. Diciamo che poi c'è stato nella mia carriera, diciamo che ho incontrato una persona che adesso purtroppo non c'è più, di allenatore, che mi ha dato tanto, che è stato a Campobasso, e lui là mi ha fatto un po' svoltare, e l'ho incontrato a 23 anni, perché io ero, diciamo, tra virgolette, una promessa. Avevo fatto l'esordio in Serie A, esordio in nazionale, gol con Morosini, che non c'è più, con Criscito, con Masiello. Quindi diciamo che poi, tra virgolette, non ho rispettato le aspettative, però mi sono sempre messo, sono uno duro a mollare, quindi ho fatto la gavetta. Poi ho incontrato un allenatore che si chiama Vincenzo Cosco, che chi ha avuto la fortuna di essere un calciatore, di essere stato un suo calciatore, penso che gli ha lasciato, sia nel calcio ma soprattutto nella vita, tantissimo. E con lui diciamo che ho fatto svoltato. Poi mi ha dato la possibilità di andare a Perugia a 25 anni, di farmi acquistare dal Perugia. Là secondo me là io ho sbagliato, perché quando io ho vinto il campionato e il Perugia era in fase di risalita, come lo sta facendo adesso il Palermo, non essere rimasto là l'anno dopo è stato per me un passo indietro. È stato là un passo indietro, un passo cruciale, diciamo, della mia carriera, perché là a 25 anni, se sbagli poi la scelta, è dura. Però non mi rammarico di niente, perché ho avuto la possibilità di giocare in piazze importanti. Hai fatto una bella carriera. Intanto Luca ci ricorda che di Cosco sabato al salottino col Sicilia ne parlava anche Mister Boncore. Io ti volevo chiedere una cosa che mi hai fatto... A Mister Boncore l'ho avuto come secondo, e sono contento per quello che sta facendo, perché è uno che lavora tantissimo, ed è giusto che raccoglie i suoi frutti. Dicevo, mi stavi facendo venire in mente una cosa, che noi tra gli indizi che abbiamo dato nella tua identità la scorsa dicevamo che sei uno specialista di gol in playoff e playout. Diciamo che a Messina non ti vorranno molto bene. Sì, diciamo che questo era il mio periodo, maggio era il mio periodo, perché si giocava sempre per obiettivi. Ho avuto la possibilità sempre di giocare per obiettivi importanti, o per cercare di vincere il campionato, o cercare, se non riuscivi ad arrivare primo, di fare playoff. Poi, anche se l'anno addietro mi era capitato di fare una salvezza a Campobasso, e l'ho fatta la penultima giornata contro la prima in classifica, che era la Vis Pesaro, e feci doppietta, e là ci salvammo alla penultima giornata contro la capolista. Poi il gol che rimarrà nella storia della piazza di Reggio Calabria, delle Regine, è sicuramente quello del derby del 30 maggio del 2015. Là, quando ti giochi un play-out di C1, là non ti giochi soltanto, non è un derby qualsiasi, là era il derby della vita, perché si andava in Serie D, là c'era da difendere un onore.
Mi ricordo che quella settimana è stata una delle settimane più belle della mia carriera, perché ho visto veramente le due piazze, sia Reggio che Messina hanno risposto alla grande. In casa da noi c'erano 15.000 e anche da loro. Quindi essere protagonista in una partita del genere è bello, è gratificante. Poi nella Regina c'erano giocatori Aronica, Cirillo, Belardi, Di Michele, giocatori importanti, giocatori che hanno fatto la Champions, giocatori che hanno fatto la Serie A. Quindi far parte di quei gruppi è stata la mia Serie A. Non so se riesci Chiaro, a spiegarmi. ha voglia, sì. E poi a Messina, sinceramente, ci dovevo andare per 4 volte. Non sono mai riuscito ad andare. E l'aneddoto di quell'anno è che io ero alla Torres fino a gennaio. L'ultimo giorno io avevo fatto tutto a Messina. Tutto a Messina il 31 mattina. C'è stato che non mi avevano dato la casa, perché io mi sono spostato sempre con la mia famiglia, mia moglie ha fatto tanti sacrifici per seguirmi e mi riattacco ai discorsi che ti facevo prima. Ci sono calciatori che si spostano per 1.000 chilometri con famiglie, che mandano bambini a scuola. Mi riattacco ai discorsi di prima. E c'è stato che nella trattativa si è inserita la Regina. E io, per il fatto della casa, ho visto una mancanza di rispetto nei miei confronti. E gli ho detto al Messina, io non posso venire, non posso lasciare la mia famiglia a casa. Si è inserita nella trattativa la Regina il 31 gennaio e sono andata a Reggio, dovevo decidere un'ora. E poi sono stato io quello che ha deciso il derby a distanza di 5 mesi. Quindi questo è stato un aneddoto. Qualcuno se ne sarà pentito, diciamo, in quello spregio gli sarà venuto in mente. Messina è un'altra grande piazza che spero al più presto che si possa risollevare. È sempre stata una piazza che mi ha affascinato, e vederla in quella categoria non è bello. Ma tutte le piazze siciliane, Catania, Messina, Palermo, io spero che il calcio siciliano appunto venga di nuovo su, ma devono essere le persone giuste a portarlo su. Ci sono troppa gente che improvvisa a fare calcio, troppo. I meccanici fanno i direttori sportivi, non va bene. Ognuno deve avere il suo mestiere, il suo ruolo. È chiaro, lo diceva anche ieri mister Ferrara, che fare calcio non te lo prescrive il medico, quindi fallo soltanto se ne hai le possibilità. Dicevo, non è mai tardi, se non guardi che ora è, magari un futuro in giallo-rosso al Messina, chissà, dopo 4 volte magari la quinta è quella buona. Ma diciamo che io appunto per adesso, io spero al più presto che veramente finisca questa pandemia e ci riporti alla normalità. Io spero che il prossimo anno si possa ripartire. Parlare di mercato adesso mi sembra un po' prematuro. Poi logicamente, appunto, come ti ho detto prima, questo è il mio mestiere, magari fra un mese, quando le situazioni saranno più delineate, logicamente cercherò di muovermi e valuterò le offerte che mi arriveranno, ma fino al 30 giugno io sono un tesserato del Marsala e avrò sempre rispetto del Marsala, soprattutto dei miei tifosi, soprattutto per quello. Logicamente io dovrò parlare anche con la società, anche se non ho avuto più notizie, ma non lo so. Questo è un... Dobbiamo rimanere aperti per il futuro. Sì. Però ti chiedo se in questa parentesi ti rivedi in questa Serie C, magari per l'anno prossimo, ti rivedi nella Serie C, visto che comunque ci hai giocato per 12-13 anni in Serie C, cioè ti rivedi di nuovo in Serie C? Ma in base, Vittorio, sinceramente dico la verità, è in base alle regole che fanno. Perché io quando sono andato in Serie D poi è stata una scelta, più come mi sono avvicinato a casa, è stata una scelta di vita, perché io l'ho fatto perché pure mi dovevo avvicinare a casa per la famiglia, c'ho un bambino che ha 9 anni, gli volevo dare stabilità alla mia famiglia e ritornare in Sicilia è stata una scelta di vita. Dato che in Sicilia c'erano poche squadre che facevano la Lega Pro, è stato un po' più difficile. Però il prossimo anno io penso che a bocce ferme valuterò tutto, perché anche se ho 34 anni io ho una voglia matta, io voglio confrontarmi sempre in contesti professionali, vorrei sempre migliorarmi e vorrei fare
questo lavoro fino a che il fisico me lo permette e cercherò di tutto per portarlo avanti, perché ecco, io mi sono sempre allenato, ma adesso mi alleno ancora di più, perché poi il tempo ti comincia a togliere qualcosa. Quelli della nostra generazione, io do un consiglio, ne approfitto, do un consiglio ai giovani, ma non perché voglio fare l'esperto, sempre per essere un mio parere, un mio pensiero. Per fare i calciatori ci vuole fare i sacrifici, ma i sacrifici non è fare un'oretta all'allenamento o andare al campo e farsi selfie sul telefonino, buttarsi l'acqua in faccia e farsi la fotografia che siamo sudati. Fare il calciatore è farlo H24 è farlo in campo e fuori dal campo. Si deve fare un'alimentazione, si deve andare a letto presto, si deve migliorare, si deve fare prevenzione, si deve cercare di migliorarsi ed andare in contesti sempre più professionali, perché puoi incontrare gente che ti può aiutare, puoi guadagnare dei soldi. Parliamoci chiaro, qua si vuole fare i calciatori, si fanno 2 partite, devo giocare in Serie A, o si dice l'allenatore non capisce niente, l'allenatore no, pure i calciatori a volte si devono mettere in discussioni, perché la maggior parte delle colpe a volte è di noi calciatori. Quindi chi si affaccia a questo lavoro, a questo gioco, sì, gioco fino a un certo punto, perché poi è la terza industria del mondo, dell'Italia il calcio, scusami. Quindi un gioco fino a un certo punto. Si deve fare bene, perché se no do un consiglio, si devono fare altre cose. Per questo ti dico che ci devono essere delle regole. Prima un calciatore, se tu facevi 15 anni di Serie C, ti consolidavi almeno un piccolo futuro. Adesso se fai 15 anni di Serie C, per le regole che ci stanno, per gli ultimi 10 anni, le decisioni che ci sono state nel calcio, che hanno preso i nostri dirigenti, non lo so come fai appena finisci la carriera. Quindi io penso che un calciatore, se lo deve fare a 360 gradi. Per questo dico che è un lavoro. Solo per questo, perché dicono no vabbè, ma chi glielo dice, un calciatore dilettante o un calciatore in Serie C perché non se ne va a lavorare? Ma perché, che sta facendo? Uno che fa 6 giorni su 6 e poi il sabato si va a letto presto, non si fa la serata, o deve stare attento a mangiarsi anche il panino, o deve stare attento, ma loro lo sanno, la gente parla, ma loro sanno quanti sacrifici si fanno nello sport, nel calcio, soprattutto nel calcio, perché vedono, la gente è abituata a vedere i calciatori di Serie A che fanno sacrifici, perché se stanno là vedono soltanto la parte bella, ma quelli che stanno in Serie A hanno fatto sacrifici, magari sono stati un pizzico fortunati, ma stanno là perché se lo meritano, non perché gli è arrivato così, se lo meritano. Quindi ma dietro il calcio quanta gente ma dietro al calcio quanta gente ci lavora? Ci lavori tu lo fai bene il tuo mestiere, si vede. Giornalisti, no, ma non te lo dico per piaggeria, no? Perché ci sono tanti, ora tutti i giornalisti sportivi, alcuni si occupano sono diventati scienziati, virologi, non parlano di calcio. No, il calcio adesso non se ne parla, che dobbiamo pensare al calcio. Il calcio è un lavoro, il calcio è la terza industria in Italia, produce 5 miliardi di euro l'anno. Il fatturato è enorme. Non è un lavoro. Anche che dall'alto, per esempio, leggendo le dichiarazioni ieri a uso Facebook del ministro Spadafora, che diceva che no, scusate, non c'è solo il calcio, sto andando a pensare agli altri sport, non si rendono conto che comunque a livello italiano è un'azienda enorme il calcio. Comunque il ministro dice una cosa un giorno ne dice un'altra, quindi diciamo che ieri ha steccato clamorosamente, perché 3 giorni prima aveva detto che non c'era nessun problema, poi sai pure là a livello politico sai che cosa succede. Rimaniamo nel calcio, vedo che noi lasciamo il pallone che rotola nel campo verde. Comunque sei stato chiaro, diretto, schietto, ci siamo passati 50 minuti di verità, diciamo, oggi, Bomber. Sì, io penso che ognuno di noi deve seguire la verità. Molti devono seguire la verità, perché soltanto seguendo la verità, io sono molto credente, quando tu segui la verità, che è Gesù Cristo,
ti dico, dobbiamo uscire fuori dal tema calcio. Stiamo diventando Niente, filosofi nel finale. niente ti può sconfiggere, Vittorio, è così, è così. E poi ritornando al calcio, io penso che spero al più presto che tutti possiamo ritornare a fare quello che facevamo la domenica. Tutto Speriamo qui. di risentirci dopo un gol la prossima volta. Allora Pietro, io ti ringrazio per essere stato qui con noi e per esserti scrollato di dosso, diciamo, un po' di polvere. Grazie Bomber. No, io ringrazio te e saluto tutti quelli che ci hanno seguito e ti faccio un grosso in bocca al lupo. Allora salutiamo Ciao. tutte le piazze italiane nella speranza di poterci rincorrere diciamo, dietro a quel pallone, di raccontare qualche gol in più che adesso ci sta mancando. Diciamo che Balistreri gol tornerà a farli anche lui appena possibile. Io vi ringrazio tutti per averci seguito, sia la piazza di Marsala sia tutte le piazze che ci hanno seguito oggi. Ho visto Licata, Marsala, Messina, Cirani, insomma un po' da tutta la Sicilia, anche Paternò. E vi rinvito l'appuntamento a giovedì con il prossimo A Tu per Tu. Ragazzi, non vi anticipo niente, altrimenti Luca si offende che non può fare le identità nascoste, ragazzi. Quindi ci diamo appuntamento a Gol Sicilia per ogni giorno con le notizie e a giovedì con l'A Tu per Tu Instagram. Ciao ragazzi, ciao Pietro. Ciao a tutti.